Il turismo della montagna vola e in vista dell'avvio imminente della stagione estiva spunta l'idea di introdurre un ticket d'ingresso in tutto il territorio delle Dolomiti UNESCO. Insomma, bisognerebbe pagare per ammirare un'alba sulla Marmolada, per concedersi un selfie con vista sul lago di Misurina o per fare shopping in Corso Italia a Cortina d'Ampezzo. Fra fine maggio e inizio giugno circa il 70% degli alberghi nelle Dolomiti bellunesi aprirà le porte agli ospiti e se le prenotazioni per la prossima stagione estiva sembrano promettenti, il presidente di Federalberghi Belluno, Walter De Cassan, lancia una proposta che sta facendo parecchio discutere. Seguire l'esempio di Venezia potrebbe non essere una cattiva idea. Per entrare negli immensi parchi americani si paga una tassa e si potrebbe istituirne una in tutta la zona Dolomiti UNESCO, magari anche soltanto di €1, i cui proventi vadano a finanziare la mobilità, la promozione e tutta una serie di iniziative volte a valorizzare questo territorio. La categoria di albergatori giudica iniqua la decisione di individuare l'esercizio ricettivo come unico punto di prelievo della tassa di soggiorno. Secondo Federalberghi sarebbe più corretto finanziare le funzioni svolte dagli enti locali in campo turistico con modalità diverse, ad esempio l'istituzione di una City Tax o in questo caso di una Dolomiti Tax, che servirebbe anche per contrastare il fenomeno dell'overtourism nei periodi di alta stagione. Questa ipotesi era già stata presa in considerazione in passato e questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 27 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda l'ipotesi di un ticket d'ingresso sulle Dolomiti come a Venezia, una proposta che piace ma che trova anche ostacoli, leggiamo sul Gazzettino di oggi nell'articolo di Claudio Fontanive. Fa discutere la proposta per abbattere l'affollamento turistico, strade d'ingresso in 5 province, albergatori contrari, possibili i limiti alle auto. Questo il sommario dell'articolo. Il ticket di €1 come nei parchi degli Stati Uniti? Un'ottima idea ma difficilmente applicabile secondo la fondazione UNESCO. Poi leggiamo un dato: 6,3 il numero massimo accettabile per abitante di arrivi in località extraurbane. A Cortina si supera il 9, ma leggiamo di che si tratta. Allora, secondo i numeri elaborati dal sociologo bellunese Diego Cason, a Venezia il numero di visitatori per abitante è stato di 23 al giorno, quando il massimo ammesso per le destinazioni urbane non dovrebbe superare i 6,3 arrivi per abitante. A Cortina d'Ampezzo nell'estate 2019 ce n'erano 9,2 e 8,9 arrivi per abitante in agosto. Ciò significa che nei mesi di luglio e agosto a Cortina d'Ampezzo siamo ben oltre il limite sostenibile, spiega Cason. E uno studio di Fondazione Dolomiti UNESCO del 2018 sui flussi relativi alle 3 cime di Lavaredo ha determinato come in alcuni periodi dell'anno si registrano anche 13.500 persone al giorno, quando la capacità di carico massimo consigliato è di 2.700. Insomma, una pressione turistica davvero elevatissima sulle Dolomiti. Per questo c'è chi, come il presidente di Federalberghi Belluno, propone una tassa d'ingresso proprio come a Venezia. Un'ipotesi però difficilmente percorribile e che comunque, proprio come nel caso della città lagunare, non avrebbe forse l'effetto di regolare i flussi turistici, cioè di porre un tetto. Lo si è visto fin da subito a Venezia nei primi giorni di attivazione del ticket d'ingresso. La città era comunque strapiena di turisti e quindi leggiamo la conclusione dell'articolo di Claudio Fontanive: se l'opzione ticket è difficilmente percorribile, l'unico modo per governare il fenomeno in alcuni periodi potrebbe essere impedire l'accesso delle automobili private in quota nei luoghi in cui vi sono fenomeni di overtourism. Da svariati anni si parla anche di chiusura o limitazione oraria del traffico veicolare sui passi dolomitici. Ecco, questa potrebbe essere una soluzione o comunque un provvedimento in grado di cambiare veramente il modo in cui viene vissuta la montagna. Ma ora proseguiamo con la breve rassegna stampa di oggi. Lunedì sulle pagine dei quotidiani locali le notizie sono spesso poche
E quindi, rimanendo in tema di turismo e rimanendo sulle pagine del Gazzettino di oggi, troviamo un'altra notizia che riguarda proprio la regione del Veneto. Turismo, addio al codice regionale anti-evasione. Il cartellino ora arriverà dal Ministero. Secondo l'assessore al turismo Federico Caner, per gli operatori non ci sarà nessun aggravio. La legge veneta ora dovrà essere modificata. L'Associazione Nazionale dei Comuni Italiana, con il suo presidente veneto Mario Conte, avverte che le risorse per i controlli sono poche. Sono i comuni a occuparsi dei controlli sulle locazioni turistiche con le polizie locali. L'obiettivo comunque di questo passaggio dal codice regionale a un codice nazionale in qualche modo è quello di contrastare l'elusione fiscale. Secondo Marco Michieli, lo storico presidente di Federalberghi e Turismo Veneto, che all'epoca aveva promosso e seguito la regolamentazione e la nascita del codice CIR, perché la norma abbia un senso i controlli vanno fatti, forse sarebbe stato il caso di coinvolgere le forze di polizia nazionali, la finanza, i carabinieri. Michieli in ogni caso vede di buon occhio le novità volute dal Ministero, l'unica preoccupazione appunto è quella sull'attività ispettiva, ma vediamo il riassunto della vicenda. La norma del Veneto risale al 2013, l'obbligo della targhetta con il codice identificativo regionale valeva per le sole locazioni turistiche. L'obiettivo era di contrastare l'abusivismo e l'evasione fiscale, soprattutto nelle grandi città, alle prese con il fenomeno dell'overtourism. Il Ministero cambia le regole. Con il decreto legge 145 del 2023 è stato introdotto il CIN, codice identificativo nazionale, quindi non più CIR regionale ma CIN nazionale, per locazioni turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive e quindi anche alberghi, campeggi, B&B, agriturismo. Il codice regionale viene così a decadere. La norma ha l'obiettivo di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati, oltre che la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità. L'articolo sul Gazzettino è di Alda Vanzan, ma andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi con due notizie flash. La prima la troviamo sul Giornale di Vicenza, la classifica della qualità della vita nelle province. Sondrio è la migliore per i bambini, ma Gorizia è la migliore per i giovani e Trento è la prima per gli anziani. Questo secondo la rilevazione annuale del Sole 24 Ore, quindi due città, Trento e Gorizia, del nord-est, sul podio per quanto riguarda rispettivamente anziani e giovani. E per l'ultima notizia di oggi ci spostiamo invece sui quotidiani del gruppo NEM, dove in una pagina dedicata alla tutela del patrimonio culturale Enrico Ferro dialoga con l'onorevole Andrea Crisanti, professore dell'Università di Padova, microbiologo, uno dei grandi protagonisti della stagione del contrasto alla pandemia da coronavirus. La villa veneta di Crisanti l'ho salvata dal degrado e restituita alla comunità, racconta il professore. Dopo 2 anni di lavori il professore ha aperto i cancelli di Villa Priuli Custozza. E allora vediamo rapidamente qualche dichiarazione di Crisanti. È frutto di una vita di lavoro e sacrificio, abbiamo usato i risparmi e acceso un mutuo, ora avrà nuova vita, i nostri cancelli sono sempre aperti, vogliamo farne un centro culturale a disposizione della popolazione. In cantina migliaia di bottiglie di vino, leggiamo ancora, prodotto dai precedenti proprietari. Questa villa del 600 ha una superficie di 15.000 metri quadrati, 10 stanze, 8 bagni e anche 8 caminetti. Nelle cantine ci sono migliaia di bottiglie di vino prodotto dall'azienda agricola che un tempo gravitava attorno alla dimora. Anche il piano superiore, l'ex granaio, è stato ristrutturato. Il giardino terrazzato all'italiana è circondato da 2 uliveti che vengono coltivati senza diserbanti. La rimessa per gli attrezzi è stata restaurata e ora è una dépendance. L'ex ricovero dei mezzi agricoli è stato sistemato, bonificato dall'amianto e trasformato con un tetto fotovoltaico. Insomma, le foto della villa sono davvero stupende e per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e una buona settimana.